Sì, oggi credo che Trieste sia il centro dell'Europa. Oggi rappresenti Trieste tutti quei valori a cui l'Europa dovrebbe tendere e forse magari la costruzione di un nuovo modello europeo che non sia la sommatoria di singoli interessi, ma sia invece una sintesi che possa portare a un interesse comune e l'interesse soprattutto delle comunità che l'Europa la vivono. In questo senso ci saranno anche le elezioni europee, quindi un passaggio importante nel quale si spera di mandare in Europa le menti migliori. Ma io ribadisco l'augurio che ho sempre fatto, mi auguro ovviamente che il centrodestra vinca, ma mi auguro ancora di più che ci sia una maggioranza politica in Europa, che sia centrodestra o centrosinistra, meglio se la mia parte è politica, ma almeno però ci deve essere un indirizzo in Europa. Oggi purtroppo è una sommatoria di sintesi al ribasso, una ricerca di compromessi tra due famiglie politiche che hanno molte cose diverse fra di loro e questo ha indebolito l'Europa, soprattutto nelle relazioni con le grandi potenze mondiali. O l'Europa diventa come un grande paese che riesce in modo alternato, essendo un contesto democratico, però a garantire una maggioranza che possa dare una linea politica, oppure rischiamo semplicemente di trovarci come adesso, dove le scelte non si fanno o se si fanno appunto con negoziazioni a ribasso. Presidente, quella di oggi è una tappa importante, però la storia non è condivisa da tutti ancora. Beh, penso che però sia cambiata radicalmente anche il sentire comune. Se guardiamo fino a qualche decennio fa, e sono contento che oggi venga fatto all'università con tanti ragazzi che vedono, perché si dà per scontato quello che c'è oggi, ma non era per nulla scontato. C'era un blocco, c'era un muro, non c'era la capacità di dialogo. Oggi è cambiata radicalmente la storia ed è frutto del lavoro di persone, tra cui ovviamente il Presidente Mattarella e il Presidente Pacor. Non solo, penso al concerto dei tre Presidenti, penso appunto all'evento di oggi, un percorso che ha costruito una storia diversa europea. Secondo lei gli studenti sono, conoscitori della storia, interessati a cosa è successo nel Novecento? Beh, eventi come questo magari possono suscitare l'interesse e per questo sono utili, perché dare per scontato quello che oggi si vive vuol dire guardare la storia ma anche l'attualità in modo superficiale. In realtà è frutto dell'impegno al quale non dobbiamo oltretutto mai abbassare la guardia, perché tensioni, e lo stiamo vedendo cosa sta vivendo l'Europa in questi giorni e il mondo in questi giorni, rischiano sempre poi di sfociare in situazioni drammatiche.